Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi voglio mostrare dopo un anno la mia collezione di vinili, quindi solo vinili, non anche CD, perché in totale sono circa 1000 ormai CD, tra CD e vinili e cassette. E niente, quindi vediamo appunto la collezione di vinili dopo un anno, perché ho cominciato a dicembre del 2024, dopo gennaio 25 e con appunto le feste di dicembre 25 e gennaio 26, appunto un anno. Qua vediamo un po' l'impiantino, niente di devastante, anzi però ho cambiato da poco la puntina, sempre Audio-Tecnica, sono passato in maniera proprio, cioè volgarmente a quella arancione da quella blu, ecco, da quella base era 29-30 euro, a quella insomma da 100 e passa euro, che comunque le differenze sono incredibili. Quindi qua abbiamo un'Audio-Tecnica con colorazione nero-bronzo, qua abbiamo messo un vinile di Deep Purple figo, un attimo per fare un po' di scena. Qua abbiamo le casse che fanno veramente un buon lavoro, eccole qua, una e due, eccola qua, che abbiamo anche il subwoofer sinceramente è fondamentale per i bassi, te lo godi a cannone. Poi qua abbiamo tutti i vari cavi che sono anche ovviamente il lettore CD, che però non c'entra oggi molto, lo salutiamo un attimo, ma non c'entra, ciao caro, eccolo qua. Questo è il preamplificatore e ragazzi, da un plus o plus, lascio sempre a voi la scelta, è veramente importante, cioè non pensavo, ma dà veramente un tocco in più. Questo l'ho pagato circa 100 euro e te lo godi alla fine tra le casse, giradischi, sub e questo, non ho speso puntina nuova, non ho speso pochissimo, però neanche una cifra mostruosa e sinceramente la qualità è importante, cioè per quello che voglio io, nel senso non pretendo la perfezione, ma appunto rapporto spesa-qualità te la godi tantissimo. Raga, siamo nel reparto vinili per mostrare appunto la collezione, uno per uno, i vinili di questo primo anno cumendiano. Raga, cominciamo. Sono tante, un anno, ma un anno bello. Si parte, ragazzi. Queen, A Kind of Magic. Chiaramente andiamo veloce perché sono tante, anche se è passato un anno. Sono tantini. Queen, Innuendo. Dove sono riuscito ho ottenuto anche l'etichetta. Bene. Queen, News of the World. Chiaramente non ho tutte le discografie perché ho già tutto in CD, soprattutto dei miei gruppi preferiti. Qua voglio prendere solo i più belli o quelli che piacciono di più, insomma, i preferiti, ecco. Qui, vabbè, questo non ha certo bisogno di presentazioni, ce l'ho anche in diverse versioni. Passiamo ai Pink Floyd, The Division Bell, anche questo ce l'ho in 102 versioni. Ma oggi ci concentriamo solo sui vinili. Animals. Anche questo godimento puro, anche la remastered, insomma, il remixaggio fatto pochi anni fa, stupendo secondo me. Questo è il primo che ho comprato, il primissimo vinile comprato, ho sbagliato, l'ho messo così, l'ho messo storto, ma va bene, ci sta. I 50 anni di Dark Side of the Moon. Proprio il primo vinile comprato. L'altro anno, dicembre 24. Pink Floyd, anche questo, godimento puro. E dopo c'era un'altra versione ancora più afrodisiaca. Pink Floyd, The Wall. Qua c'è proprio the history, come si suol dire. Uno dei miei preferiti in assoluto. Sempre se etichettona nera te la godi. Sono i Pink Floyd ne ho tanti perché mi piacciono quasi tutti, ovviamente. Mi piacciono tutti, però i preferiti sono quasi tutti. Anche questo scarso. Primo album con il mitico Syd Barrett e te lo godi. Andiamo avanti. Nirvana, Nevermind. Leggermente iconica la copertina, ma proprio leggermente. Thriller o Trailer per gli amici. Poi andiamo Metallica, Black Album. Stupendo.
scusate, Led Zeppelin, anche qua, dopo tutta la history della musica, scusate un attimo se riusciamo a fare in modo, ecco, niente, ancora Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 2, e Led Zeppelin qua non potevano comprarli tutti perché sono qualcosa di afrodisiaco. Veramente incidio tutto, Scusate, aiuto. King Crimson, The History anche questo, copertina iconica per un disco leggendario. Genesis, Invisible Touch, questo è usato. Non c'è ancora la ristampa nuova, non c'è, anche questo, Genesis, Duke. Chiaramente ho tutti gli CD questi, anche di Genesis, tutta la discografia. Questo è nuovo, Genesis, The Lamb, proprio vabbè, questo è da pippe atrocissime, stupendo, meraviglioso. Genesis, Selling England by the Pounds, meraviglioso. Genesis, anche qua, cioè, come fai a commentare? Cioè, è incommentabile quanto sono belle. Foxtrot, copertine che queste, cioè, oltre all'album devastante, che le copertine sono qualcosa di incredibile. E questo è uno dei miei preferiti, a parte Selling England by the Pounds, che è il mio preferito in assoluto, poi The Lamb, e poi c'è questo, Genesis, Trespass. Mamma, che questa è una copertina incredibile. Andiamo con l'ultima parte della parte sopra, scusate il gioco di parole, LA Woman, Doors, vabbè. Anche questo scarso. The Doors. Making Movies, Dire Straits, in un inglese di padrelingua, anche questo fantastico e si sente in maniera devastante. The Purple, Stormbringer. Stupendo, con copertina meravigliosa. Vabbè, The Purple in rock, non ha bisogno di presentazioni. The Purple Machine Head, abbastanza storico. Beatles, Let It Be, oh Let It Be. Qua abbiamo un picture, David Bowie, Young Americas. Però, mamma mia, scusate ragazzi, un po' di panico. Un attimo solo. Ok, andiamo avanti. Aladdin Sane, uno dei miei preferiti del Davidone nazionale. Grande Duke. Ziggy Stardust, o Stardust, lascio sempre a voi la scelta. White Album, The Beatles. Anche questo scarsino, insomma, diciamo, un qualcosa sempre dove riesco, guarda, l'etichettona me la godo troppo. Altro capolavoro. Altro capolavoro, vabbè, con i Beatles, insomma, giochi anche semplici. E chiudiamo la prima parte della High Story comandiana con Please Please Me. Incredibilmente uno dei miei preferiti dei Beatles. Cioè il primo album me lo godo troppo, con Please Please Me proprio che mi gasa ai massimi. Vai raga, andiamo avanti. Queen at Night of the Opera, 50° anniversario. Non potevo, insomma, cioè, dai. Qua non sono album doppi, qua sono album da collezione, c'è poco da fare. Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, 40° anniversario. It's the Final Countdown, Europe. Anche qua. Tutta roba meravigliosa. Ah, qua abbiamo visto il disco prima all'inizio del video di Purple, Rapture of the Deep. Questo discreto, nel senso, l'ho preso più per collezione che altro, adesso sincero. Green Day, Dookie. In CD ne ho molti altri. Un'altra edizione di Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ne ho tipo 50 diverse.
tra album, tra CD e vinili. Qua abbiamo un usato Pat Metheny Group, Still Life Talking, per me è il più bello. Questo usato, ce l'ho tutti anche in CD ovviamente. Letter from Home, Freddie Mercury e Montserrat Caballé, scusate per una pronuncia alquanto bizzarra, Barcelona Special Edition. Io mi chiedo sempre scusa per le pronunce, non è certo, non è il mio forte. Santana, anche questa show. ABBA, Greatest Hits. Elton John, Diamonds, anche questa è una bellissima Greatest Hits. C'ho anche in CD che ne ha molte di più di canzoni. Camel, Nude o Nude, lascio sempre a voi la scelta finale perché io non sono la persona corretta, lo sapete. Camel, Mirage o Mirage. Daft Punk, anche questo 10 anni, 10° anniversario Expanded Edition. Queen, questo è una edizione speciale per il disco, come si chiama? Aspetta, vediamo se c'è scritto da qualche parte, no. Però sono tipo ogni anno c'è adesso non mi ricordo proprio il nome. Comunque è una roba speciale del vinile, la collezione ovviamente, sono edizioni limitate. Ciao. Nevermind, Sex Pistol, altro capolavoro. Eccolo qua, Record Store Day, ecco qua. E questo Nick Mason, questo si ascolta al contrario, cioè questa è una chicca atrocissima. David Gilmour, White Ronnie Gilmour. Anche questo ho comprato al Record Day Store, Record Store Day, come volete voi. Questo è il mio preferito dei Red Hot Chili Peppers, Californication. Questo è uno dei primi uno dei primi dischi acquistati, ma che ho sbagliato. Vabbè, sono incoglionito, fioi. Questi, vabbè, i Kin, Okeane, o come volete voi. La canzone nostra, nel senso mia e della mia cara mogliettina. Quindi non potevano comprarlo anche in vinile. Comunque è un album bellissimo, secondo me. Qua i Toto 4 o Totò, l'album migliore secondo me. Qua abbiamo un picture di, vabbè, Supertramp. Breakfast in America, questo è un capolavoro di disco, cioè, assolutamente. U2, The Best of 90-2000. Incredibilmente lo preferisco a quello prima. Questo me l'hanno regalato con gli acquisti di Queen del 50° anniversario dell'album, e quindi devo ancora sentirlo. Ozzy Osbourne non è tra i miei preferiti. Nirvana, questa è una Greatest Hits. Qua abbiamo Invincibile, un album che amo, lo sapete. Un attimo solo, ho tutti i CD con i colori, tutti i colori, e qua lo stesso, verde, arancione, blu e rosso, che è ben nascosto. Incredibilmente non riesco a trovarlo, diciamo il vinile, cioè l'album in vinile normale, tra virgolette, perché è introvabile e costa una fortuna. Qua abbiamo il picture di Bad o Bad, quanto rincoglionito sono. Guns, anche questo insomma album che non ha certo bisogno di presentazioni. Qua un altro 25° anniversario, una Greatest Hits, diciamo, di Genesis. Eccolo qua. Alan Parsons, e te lo stragodi. Anche qua non ha bisogno di presentazioni. Una delle collezioni più famose dei Beatles, One. E finiamo anche la seconda parte, perché l'ultimo è Kind of Magic, ma l'abbiamo già visto. Andiamo avanti con l'ultima parte, colonne sonore. Mamma ha perso l'aereo, Stranger Things, prima stagione, Space Jam, Paziente inglese, Hook, di tantissimi, anche la versione CD ovviamente. Vangelis, 1492. Rush. Nightmare Before Christmas, bellissima questa edizione con il disco che girando si muove, tipo una roba così.
e che lo posso anche mostrare tutto quanto, perché sennò ci metto 30 anni. Saturday Night Fever. Metti una sera a cena. Questo bellissimo, questa edizione speciale particolare del Endgame. Devo prendere anche la versione, cioè Infinity War, che è anche il mio film preferito in assoluto della MCU. Guardiani della Galassia volume 2, in CD tutti i volumi, anche in cassetta. Spider-Man 2. Spider-Man. Tutta questa collezione in un anno, quindi un povero portafoglio. Fallout, lasciavo la scelta, con una bellissima ragazza. Il film di Pippo, Vinile arancione bellissimo. Labyrinth, capolavoro con Davide Bowie, il signor Davide. Kill Bill volume 1. Il Gladiatore 2. F1 in versione, questa è la Gold. E Formula 1 in versione Smoke. Ho già fatto vedere comunque i due vinili. Blade Runner. Iron Man 2. Rocky 4. Questo usato, sono un po' di usati, Rocky, però pochissimi vinili usati. We Are The World. Metti una sera a cena, usato questo. Questa è la soundtrack di Spagna 82. Questo è un album con, diciamo, le migliori canzoni di James Bond degli anni, però 70-80. Altro capolavoro questo. Canzoni bellissime secondo me. Anche questo, ce l'ho anche in CD, bersaglio mobile. Tutti usati questi. Blade Runner usato, un'altra versione, preso a 2 euro. Questo proprio quello che ho sbagliato assolutamente, addirittura scritto, preso malissimo, lo tengo, ma sono in attesa, a breve mi voglio comprare una versione tenuta un po' meglio, perché questa fa abbastanza cagare, o schifo. Andiamo avanti. 45 giri, sempre Bohemian Rhapsody, 50 anni. Picture di Bohemian. Qua è un altro singolo di Bohemian, cioè tutte le versioni volevo perché ci sta, appunto. Queen, Tokyo 85, una versione particolare, limited edition, vinile rosso. Pink Floyd, At Pompeii. Dark Side of the Moon, 50 anni, Live at Wembley, qualcosa è morto, sorry. Pink Floyd, Venezia, è un bootleg. Bello, ma qualche problemino. Qualche traccia salta purtroppo. The Who, Live at Leeds, la storia. Uno dei live più belli, non certo Made in Japan di Purple, che è questo qua, però tanta roba che quello. Made in Japan, Deep, e mettiamoci anche Purple. E di Purple Hong Kong. Sorry. E qua abbiamo gli unici album italiani, perché ne ho in CD, ne ho parecchi, però in vinile pochi, perché sinceramente ho fatto una scelta e quelli italiani sono pochi, quelli che veramente reputo tali da vinile, ma non perché non sono belli o cosa, ma semplicemente perché sennò me li ciuccio solo in CD. Questo è La bella voce del padrone, uno dei più bei album della storia. Bollicine, Vasco Rossi, anche questo ha fatto la storia. Questo in celofanato, preso il concerto di Lucio Corsi, questo rimane così, tanto la versione CD. E chiudiamo con un altro iper capolavoro, Lucio Dalla. Chiudiamo con i cofanetti. The Beatles, questi vabbè, non hanno bisogno di presentazioni. Qua, concerto di Gilmour, scusate un attimo, eccoci qua.
Rimostriamo anche il cofanetto meglio, siete sono in una posizione un po' difficile. Eccolo qua. Poi questo che purtroppo devo tenerlo così, non è il massimo. Questo preso a Natale, Wish You Were Here, qualcosa di stellare. Eccolo qua, pesantissimo anche, madonna. Aiuto. Poi Pulse o Pulse, uno dei concerti più famosi di Pink Floyd, scusate, e chiudiamo con The Platinum Collection, ma una collezione speciale di Queen, eccoli qua, con 6 vinili colorati, stellare. E questa ragazzi è la collezione di vinili, adesso mostro che un'uscita di CD, ripeto siamo a 1000, ma oggi ho solo vinili, perché appunto dopo un anno ho già una collezione secondo me di tutto rispetto. Carrellata CD. Qua abbiamo 45 giri, comunque scusate, eccolo qua. Questo è tutto il reparto colonne sonore CD. Ho dimenticato anche questo di vinile Nirvana, che questo è un concerto storico. Raga, questa è la mia collezione di vinili, dopo un anno, quindi insomma secondo me una collezione importante, perché un anno non è tantissimo, però il portafoglio piange ovviamente. Un saluto del comandone e ricordo però tra CD e vinili siamo quasi a quota 1000 ormai, quindi un buon numero. Raga, un saluto del comandone veneziano, alla prossima con le collezioni comandiane. Ciao!